Questa ricorrenza risalgono al lontano 1908, quando a New York alcune operaie dell'industria tessile cotton decisero di scioperare per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. L'epilogo fu tragico, vennero rinchiuse dentro la fabbrica e fu appiccato il fuoco. 129 operaie morirono arse dalle fiamme. L'8 marzo divenne a livello internazionale una giornata di lotta a favore delle donne, un modo per ricordare la strage di tante innocenti che rivendicavano diritti lavorativi e dignità umana. Ogni anno da allora si celebra questa ricorrenza che nel tempo ha perso in parte quei valori fondanti che l'hanno caratterizzata all'inizio, diventando sempre più una ricorrenza consumistica come tante altre, e in tanti casi non la si ricorda nemmeno. Colpa della crisi economica? Sicuramente ciò incide parecchio, ma non è solo questo. Come ha evidenziato oggi il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, per essere competitive le donne hanno bisogno più asili nido nei posti di lavoro che di quote rosa che ormai non interessano forse nemmeno più. Preferirei, ha detto ancora la Cancellieri, che le donne fossero messe davvero nella condizione di competere col resto del mondo. E il ministro del lavoro e delle pari opportunità Elsa Fornero ha evidenziato dal canto suo che per le donne è difficile ancora oggi farsi valere sul lavoro, perché non abbiamo una società basata sul merito. Come dare torto ad entrambi i due ministri, considerato che ancora viviamo in una società troppo al maschile? Ad Agrigento in tal senso ha dato sicuramente un bel segnale di apertura verso le donne, evidenziando soprattutto l'apporto prezioso che possono dare anche in politica il primo cittadino Marco Zambuto, che nella sua giunta ha sempre dato spazio alle donne e che adesso ha scelto come vice sindaco un'altra donna impegnata sia nel mondo della scuola che nel sociale, Patrizia Pilato. Ma penso che sia un bellissimo segnale da dare alla città, alla società, alla comunità, nel senso di presenze femminili che si impegnano nel territorio, che sono a servizio delle proprie professionalità nelle quali si impegnano ogni giorno. Io sono perché appunto la valorizzazione vi sia a prescindere dal sesso, quando poi viene da parte delle donne, vengono questi segnali di generosità, di amore nei confronti del territorio, di grande professionalità, penso che siano da apprezzare. Ma nel 2012 ha ancora un senso parlare di festa della donna in una società come la nostra, che vive una crisi latente, in cui si va ancora alla ricerca di una parità, soprattutto nel mondo del lavoro? L'abbiamo chiesto in giro, ecco che cosa è emerso dal nostro mini sondaggio. Assolutamente no, oggi con questa crisi soprattutto non ha senso, anche perché la donna dovrebbe essere festeggiata ogni giorno, quindi soprattutto a donna come è vista oggi non penso ci sia motivo di festeggiarla. Stiamo attraversando un momento economico, una situazione economica talmente particolare che credo le difficoltà siano amplificate per ogni genere, che sia il genere maschile o il genere femminile. Io insisterei moltissimo sul discorso della sicurezza e sul fatto che veramente la violenza sulle donne adesso stia diventando un problema incredibilmente grave, paragonabile probabilmente a dei paesi dove i diritti civili non sono presenti. Credo sia la cosa più inutile che ci sia, Perché? perché è come San Valentino, non è che a San Valentino è una festa che tu ti ami quel giorno e poi non ti ami più. La donna merita rispetto sempre, dici? Certo. Tu devi essere rispettata tutto l'anno, cioè non solo l'8 marzo. La festa della donna serve a riflettere, però si dovrebbe riflettere tutto l'anno, non soltanto oggi, perché è la festa della donna. Cioè, da chi hai ricevuto gli auguri? Da mio nonno. Hai ricevuto fiori, cioccolatini? Sì, mio nonno stamattina mi ha portato le mimose. Questa festa che significato ha per te? Ma per me valorizza proprio l'idea della donna, quello che fa tutti i giorni. Nella società c'è parità tra uomo e donna, si è raggiunta almeno. Che l'uomo si sente un po' superiore alla donna e questo è una cosa che sinceramente mi dà un po' fastidio. Una festa dunque vissuta un po' in sordina, aggiungiamo forse come è giusto che sia alla luce della crisi economica, alla luce anche della mancanza di una parità completa tra uomo e donna, soprattutto nel mondo del lavoro. Certo, non mancano quelle donne che almeno in questo giorno non vogliono rinunciare a qualche coccola in più e anche magari a un mazzo di fiori.